Negli ultimi tempi, la Chiesa è tornata a sostenere con forza l'idea della presenza del diavolo nella vita degli uomini e nelle cose del mondo. 3 secoli di dominio della scienza e della ragione non sembrano aver scalfito una concezione della storia umana che vede in Satana l'origine del male, colui che instancabilmente si adopera per far cadere gli uomini nel peccato e nell'idolatria. Così oggi la figura dell'esorcista e tutti i fenomeni e i riti che la contraddistinguono sono tornati d'attualità. Abbiamo concordato una terminologia che va, diciamo, dai disturbi generici satanici alla infestazione, che possiamo dire sono forme di dispetto alle persone o alle cose da parte del diavolo, alla vessazione, che è un disturbo più pressante, più continuo, alla possessione diabolica, quando il diavolo entra nella persona e disturba il corpo, però va e viene. Storie che sembravano sepolte dalla polvere degli archivi e avevano caratterizzato epoche dominate dalla superstizione, oggi vengono dissepolte. E pur parlandoci da un tempo apparentemente lontano dal nostro, ci fanno sentire come siano indissolubilmente legate ai luoghi che ne sono stati testimoni. Dai voluminosi cartolari che conservano la storia friulana spunta il nome di Clauzetto, un paese delle Prealpi Carniche dove nel 1700 arrivò una reliquia portata da un paesano che viveva all'estero e che appena fu consacrata acquistò fama per i suoi poteri nella cura degli infermi e nella liberazione degli ossessi dal demonio. Così nacque la festa del Perdon, grande rito collettivo atto a liberare i posseduti dalla presenza del demonio, che diede vita a uno degli episodi più avversati della storia della religiosità popolare friulana. Oggi, in un paese svuotato dall'emigrazione, dal calo demografico, dal terremoto del 1976, si possono ancora rintracciare le cause che hanno fatto nascere e successivamente infiammato le antiche credenze. Un tessuto sociale duro, disperso nelle varie borgate, dove la sofferenza è sempre stata veicolo di salvezza, non solo per chi soffriva veramente, ma anche per quelli che aspiravano alla salvezza da ottenere attraverso la pratica della sofferenza. Ora il tempo sembra aver abbandonato Clauzetto e senza il tempo nulla resta. Restano le immagini sbiadite dei volti che sono passati con gli anni, portandosi dietro la loro storia, la loro idea fissa. Un frammento della storia di tutto un paese. Era una domenica di maggio, ricordo. Non mi ricordo che anno, poteva essere 56, 57. E mentre stavo celebrando la messa, che era molto affollata, quella delle 10:30, mi ricordo una giornata molto bella. A un certo punto, verso la fine della messa, ho sentito un grande rumore, un grande scompiglio fuori dalla porta, tanto che mandai il sagrestano, lo invitai ad andare a vedere che cosa succedeva. In quel momento, mentre lui andava, venne aperta la porta e mi si presentò
un giovane uomo che era tenuto per le braccia da altre persone, che impuntava i piedi, che bestemmiava, gridava, non voleva entrare, gli altri lo spingevano, tutta la gente era attenta, infatti. E allora mentre questo gridava andai giù e così l'ho preso per mano, lo convinsi piano piano e lo calmai, vieni in sagrestia che ne parliamo insieme e vediamo cosa possiamo fare per te. Tra le altre cose mi raccontò che questo stato in cui lui si trovava era accaduto alcune settimane prima mentre si trovava nei campi e a un certo punto si è sentito come invasato da una rabbia, da una collera, da una violenza e da allora ha cominciato ad essere così strano. E allora dopo questo colloquio, beh, guarda, non aver timore, facciamo una preghiera, se vale presso il Signore, la facciamo. E si adattò così a ricevere questa benedizione e da questa lui si è come un po' spompato, ecco, spompato. Teatro di questi avvenimenti fu la chiesa di San Giacomo, affacciata sulla pianura friulana, con la sua lunga scalinata che i pellegrini salivano in ginocchio, implorando la grazia divina. Salivo per questa scala alla messa la domenica e il sagrestano mi richiede una benedizione prima della messa per delle persone, dei pellegrini che gradivano la benedizione. Vedo la donna accompagnata dal marito, una cinquantenne, ultra cinquantenne, che si dimena per i banchi della chiesa, che ha le bave alla bocca, esce in escandescenze, per carità, per evitare disturbi al raccoglimento della celebrazione festiva, e imparto immediatamente la benedizione. Terminata la benedizione, la donna si ricompone, si mette devota, raccolta, partecipa alla messa, partecipa ai canti, fa la sua comunione tranquillamente. Un caso strano che non posso dimenticare. Non voglio gridare al miracolo, ma dico, mi sorprende un atteggiamento del genere. Può essere autosuggestione, per carità. E io ho un ricordo di un giovane, era 3-4 uomini che sudati, che non riuscivano a frenare questo ragazzo forte, grande, e gli tenevano il crocifisso sulla testa e i preti che benedivano e sudavano. E scusi della parola, gli è venuto da rimettere e ha gettato fuori una streccia, sa di quelle delle donne, che usa fina, finta, grossa così, un gomitolo così. E l'hanno aperta, era una streccia di capelli. E ha detto, ma chi te l'ha fatta ingoiare? E lui non ha detto niente, è andato in svanimento. E allora i preti hanno detto, hai guarito, abbiamo vinto. Questi pellegrinaggi hanno funzionato come una macchina messa perfettamente a punto grazie all'esperienza accumulata in quasi 2 secoli. Mi parlavano di 10-13.000 presenze di pellegrini che annualmente, la domenica dopo l'ascensione, accorreva a Clausetto, non soltanto da paesi qui vicini, ma anche dalla Jugoslavia, per venerare la reliquia del preziosissimo sangue, per riceverne una benedizione, per essere graziati in qualche modo. Volevo dire che la gente ha amato molto la sua reliquia e la ama ancora adesso, che l'ha seguita con una fede abbastanza semplice, non certamente dando un valore come si può dire, non mettendo in discussione il fatto, accettandolo com'era,
e dando un significato di verità dalle prove che avvenivano. Perché io mi ricordo di aver visto dei fatti, donne giovani portate sulla sedia coi bracciali in due uomini dal basso della gradinata fino in chiesa davanti alla balustrata, non ha mosso un dito fino a che non è completata la benedizione, si è alzata di scatto e è andata a salutare e a dare la mano al parroco. Sono cose che insomma lasciano un po' pensare. Poi tanti altri fatti, gente che urlava, gente che faceva dei versi non umani in chiesa durante la messa, tanto che io mi ricordo, ero bambino, ma mi ricordo che c'erano due uomini come tutori dell'ordine durante la festa in chiesa, dalla mattina quando si apriva la chiesa fino dopo la messa solenne delle 11. Facevano questo servizio d'ordine e trascinavano fuori quelli che gridavano, quelli che facevano queste verse fuori umane. E quelli che venivano per quel conto lì, allora noi ci mettevamo in parte su per la scalinata e quelli lì passavano tutte le gradinate in ginocchio. E 3-4 che accompagnavano l'indemoniato, perché l'indemoniato non voleva mai arrivare in chiesa. I pellegrini, provenienti da tutto il Friuli e dalle terre slave e austriache, raggiungevano Clauzetto accompagnati dai loro preti. Molti accrescevano la fatica del pellegrinaggio camminando scalzi, cercavano così di valorizzare l'azione purificatrice del dolore. La gradinata della chiesa parrocchiale veniva fatta con un Padre Nostro, un'Ave Maria per gradino. Impiegavano dal piazzale arrivare a baciare il pianerottolo dell'altare 1 ora e mezza. I preti erano anche 5-6, forse qualcuno anche del paese di origine dei indemoniati. E li tenevano lì fino a un certo punto che si rilasciavano, che diventavano quasi morti e ora era vinto. Le prime pagine dei giornali di inizio secolo diedero grande risalto alla festa del Perdon, manifestando l'imbarazzo di un'emergente cultura laica costretta a confrontarsi con una così diffusa credenza nel demonio e nei riti esorcistici. Parlando con il demonio ci accorgiamo che lui soffre certe espressioni, il nome di Gesù, il nome di Maria, il nome di San Michele Arcangelo, anche di San Giuseppe. Soffre, cioè fa delle boccacce, dei contorcimenti, delle reazioni nella persona che stiamo esorcizzando. Quando l'indemoniato arrivava sul sagrato della chiesa, veniva circondato dagli esorcisti e dagli scongiuratori, che con rosari, crocefissi, pane e acqua benedetti cercavano di scacciare il diavolo dal suo corpo. Per la mia esperienza del male, le persone disturbate certamente ci sputano addosso, ci graffiano se riescono a prenderci con le unghie, ci morsicano quando non siamo molto esperti come tenere le mani sulla testa della persona, sul viso, ci danno calci, spintoni e nonostante tutta la prudenza di queste cose ce ne capitano, ma non sono cose molto gravi. Se il demonio opponeva resistenza, si interveniva cacciando il crocifisso in bocca all'indemoniato e cercando di fargli bere dell'acqua benedetta.
E più l'infelice si ribellava, più alacre procedeva il lavoro, perché bisognava rendere il corpo del paziente un rifugio scomodo per il diavolo che lo abitava. E anche se era l'ossesso ad avere sempre la peggio, qualche conseguenza toccava anche all'esorcista. Qualcheduno ricorda buona parte di quello che ha risposto e anche dei dispetti che ha fatto o che ha tentato di fare. Per esempio, se ha tentato di dare un calcio all'esorcista o di dare uno schiaffo per strappargli di mano il rituale, tutti l'hanno provato l'esorcista. Ecco, c'è qualcheduno che dice sì, ma ho mirato proprio giusto, e difatti mirano bene, perfetto, mirano perfetto il modo e il momento in cui il rituale è tenuto meno bene e quindi lo colpiscono e lo buttano per terra e anche strappano il taglio. Il supplizio degli indemoniati durava una o più giornate fino al loro totale esaurimento fisico. Se non guarivano, c'era il rischio di dover tornare l'anno dopo, confidando di incontrare un esorcista capace di far fuggire il demonio dal loro corpo. Qualche volta il diavolo è stanco di sentire, non vuole sentire e dice anche finiscila. E mi ha anche detto una volta, finiscila, facciamo un patto, concordiamo. No, non faccio nessun patto con te. Io il patto l'ho con Cristo perché sono suo ministro, e tu sei vinto da Cristo e quindi con me non hai da fare nessun patto. Io ti devo bastonare finché tu esci da questa persona perché lei non ti vuole. Di questi fatti furono testimoni anche gli alpini, che rimasero increduli che potessero accadere ai piedi delle loro montagne. Nel loro giornale, in alto, descrissero sconvolti e allucinati la scena dove un esorcista laica, una megera di dubbia fama, passava e ripassava sulla faccia del povero indemoniato un fazzoletto di cotonina nera che lasciava il colore fino a che il viso dell'ossesso fu tinto come la fuliggine. E tutto alla presenza dei parenti, impauriti e disperati, che tenevano stretta una medaglietta in bocca perché gli spiriti maligni usciti dagli indemoniati non entrassero nel loro corpo attraverso l'apertura più naturale. In tempi in cui l'economia era grama, un così grande afflusso di pellegrini era l'occasione per raccimolare qualche quattrino. E ancora oggi gli abitanti di Clauzetto rimpiangono quei tempi floridi, sperando che in qualche maniera possano tornare. È bene ricordare le parole di Gesù, pregate, pregate senza stancarvi mai. Erano, si diceva, invasati dal demonio oppure dagli spiriti, al punto che il nostro paese di Clauzetto è un po' famoso in tutta la provincia di Udine e Pordenone come il paese dai spirits. E naturalmente qualcuno crede che i spiriti siano a Clausetto, ma invece erano gli spiritati che venivano da fuori, non erano a Clausetto gli spiritati. Certi fatti raccontati e descritti, certe testimonianze, sono evidentemente frutto anche un po' di fantasia, di autosuggestione,
fatti concreti, teologicamente comprovati di una presenza demoniaca non ce ne sono. Per cui giustamente i nostri superiori ci hanno pregati, noi parroci di Clausetto, ci hanno pregati di procedere a gradi prima di dare una benedizione con le reliquie del preziosissimo sangue, anche, ripeto, per non favorire atteggiamenti superstiziosi e magici. Da qualsiasi parte la si comincia a leggere, tutta la storia di Clausetto è una specie di imbuto, con all'estremità più stretta la festa del perdono. A quei tempi era abbondanza di gente e di preti e facevano tutte le cerimonie che erano prescritte, insomma. Era bellissimo, e tanti fiori e tutti con la candela, e là così, era tanto una bella unione che quelle ore lì perdevano anche i vecchi i grossi pensieri e i malori che li accompagnavano, perché a sentire una buona parola, tutti dicevano la sua, aiuta a vivere, sa. È andato così piano piano, è andata la gente e è messa in parte anche le abitudini. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. E oggi c'è ancora qualcuno che viene a chiedere di essere liberato dal demonio. Ho visto della gente che faceva fatica a camminare, sì, e di questo se ne vede anche oggi come oggi, che siamo qua, abbiamo il Duomo qui davanti, no? Fino a che non è terminata la chiesa, la parrocchiale, e c'è gente che viene da fuori a farsi benedire appunto con la reliquia del preziosissimo sangue. Io ne vedo uno ogni tanto, sì, anche famiglie intere, sì, si vede qualche volta che gente che sembrano, non so, oggi come oggi si può dire, magari drogati. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita. Vengono per dei motivi particolari, chiedono la benedizione, espongono il loro caso, il loro cruccio e tante volte gliela si dà, la maggior parte delle volte gliela si dà a conforto personale, soggettivo. Esorcismo è tutt'altra cosa. Per Cristo nostro Signore. E per i meriti del sangue prezioso di Cristo vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Oggi come oggi, cosa vuole, capiterà, non so, tutto l'anno 10-15 persone a chiedere queste benedizioni, no? Una volta 10-15 benedizioni si facevano nel giro di un'ora il giorno della festa. D'altra parte le leggi della natura possono offrire, oggi come ieri, solamente delle probabilità, non delle certezze. E le condizioni di vita dei secoli scorsi offrivano ancora di meno. Così maturava la tentazione di trasformarsi in portatore di mistero, come nel caso degli ossessi. In questa maniera anche delle persone modeste potevano levitare fino a divenire personaggi universali. L'unico fatto comprovato e reale è la sofferenza di coloro che partecipavano a questi pellegrinaggi, che erano prima di ogni altra cosa dei riti della sofferenza umana. Biagio è andato! Biagio è andato! Biagio è andato! Biagio è andato! Biagio è tornato! Anna è andata! Anna è andato!
Anna è andata! Anna è tornata! Giovanni